e oggi misceliamo dei cocktail con l'asti secco, dolce e il moscato d'asti. È un vino che si presta molto bene alla miscelazione per la percentuale residua di zucchero, che è molto importante nei drink. Uno dei drink che sono più già sperimentati con l'asti, ed è una mia invenzione, è l'asticoccola. Contiene uno sciroppo di fondo fatto con marmellata d'albicocca, grappa di moscato e arancia spremuta. Voilà, completato con dell'asti di OCG o del moscato d'asti. L'aroma che perviene a naso è lo stesso che si sente in cantina quando viene vinificato il moscato. È importante, molto aromatico, fragrante. L'albicocca e l'arancia legano perfettamente con l'aroma principale del moscato ed è un drink molto semplice, molto beverino e molto, si potrebbe anche dire, afrodisiaco. Asticoccola, prego. Oggi misceliamo con del vino bollicine per far capire l'importanza del vino nella miscelazione. Sicuramente una parte aromatica molto importante che ci aiuta molto nel nostro lavoro.